Io penso che il federalismo, cioè è come ci governa lo Stato che conta, cioè il federalismo è Nel Partito Democratico è giusto parlare di federalismo, autonomia, non sono temi un po' che ricordano la Lega? Sì, infatti, come dicevo prima, queste cose qua che ricorrono sempre qualcosa che non è una cosa che interessa ai cittadini, non è una cosa che interessa all'operaio, interessa al pensionato, così. Perché al pensionato, l'operaio, così interessa il lavoro, interessa di stare bene. Il tema dell'autonomia seria, dell'autonomia costituzionale, dell'autonomia che è fatta di maggiori responsabilità, di maggiori poteri ma anche maggiori responsabilità, è un tema della cultura del centrosinistra, del federalismo differenziato che abbiamo portato noi nella Costituzione del 2001. Quello che racconta Maroni è altro, ha proposto un referendum dopo aver fatto passare 5 anni senza muovere un vero passo per concretizzare qualcosa su questo terreno. Avrebbe potuto, come gli abbiamo più volte chiesto noi sindaci già 1 anno e mezzo fa, aprire il negoziato con lo Stato centrale per portare in Lombardia più poteri e più competenze, non lo ha fatto. Questo è vero, però non è più nella tradizione di sinistra parlare di socialità delle risorse, condivisione delle risorse. Invece qui torniamo a parlare di regionalismo, di soldi che devono rimanere in Lombardia, sembrano i vecchi cavalli di battaglia della Lega. Lombardia è il cavallo di battaglia della Lega da tanto tempo. 5 anni fa si è fatto eleggere il presidente Maroni dicendo che avrebbe tenuto in Lombardia il 75% delle tasse. Secondo voi ha fatto qualcosa, qualunque cosa per anche soltanto concretizzare tanto così di questa promessa elettorale? Non ha fatto assolutamente niente. Io credo invece una cosa diversa, che le regioni non siano tutte uguali e che questa regione abbia la capacità di poter gestire in proprio alcune materie strategiche. Non è certamente da parte nostra una guerra contro altre regioni. Io credo che sia il tema di rafforzare i poteri della Lombardia e portare più risorse sia un tema caro a tutti i lombardi e anche al Partito Democratico. Il tema è come farlo. Fare un referendum che costa più di 50 milioni di euro e buttare via soldi. Farlo come previsto dalla Costituzione, chiedendo al governo di aprire un'interlocuzione, così come ha fatto l'Emilia Romagna, per portare appunto più poteri, è un'altra cosa. Io personalmente sull'autonomia così come era considerata dalla Lega in termini di secessione proprio non riesco a concepirla. Probabilmente un'autonomia intesa come possibilità di valorizzare il proprio territorio, di trovare delle vie d'uscita anche da situazioni particolari, vista la nostra peculiarità come regione, possiamo parlarne, però ecco, da questo a pensare all'autonomia come secessione assolutamente no. Se il 22 ottobre ci fosse questo referendum, lei andrebbe a votare? Che cosa? Beh, intanto dovrei vedere di cosa parliamo esattamente, quindi quali sono i contenuti di questo referendum e come le dicevo, autonomia possibile ma nei limiti di una programmazione nazionale. È giusto secondo lei che il PD sia entrato in questo dibattito su questo referendum sull'autonomia piuttosto che non considerarlo? Beh, no, che ci entri, è giusto che ci entri e dica la sua su questo referendum, però io non credo che questo referendum possa dare quei poteri che la Regione sta chiedendo. Io preferirei che sia data anche maggiore autonomia ai comuni, non tanto alla Regione, perché sennò diventerà, per i comuni diventa un altro governo, un altro Stato. Se dovesse arrivare il referendum, lei cosa voterebbe? Io credo, andasse a votare? Io credo che non parteciperò a questo referendum, ovviamente, perché non voglio partecipare alla campagna elettorale di Maroni. Però mi chiedo, è un tema di sinistra o un tema che con la sinistra non c'entra nulla? Istintivamente le rispondo che è un tema che con la sinistra non c'entra nulla. Ci sono le cose giuste e le cose sbagliate. Il federalismo può essere una cosa giusta se applicata in termini democratici e validi soprattutto per la vita dei cittadini. L'autonomia ritengo che sia una cosa assolutamente improponibile. Ma che se ne parli nel PD mi stupisce, a lei no? Ma no, non mi stupisce che se ne parli, sinceramente che se ne parli non mi stupisce, dipende in che termini se ne parla, se se ne parla si può parlare di tutto, in termini critici e soprattutto in termini costruttivi, perché il federalismo, come ho detto prima, può essere visto anche in termini positivi. La discussione secondo me su tutti i fronti non deve essere prerogativa di nessuno, perché se non c'è confronto, non c'è discussione, non c'è neanche crescita.
Lei come elettrice, immagino che sia un'elettrice del Partito Democratico, la trova un tema omogeneo o comunque in sintonia con quello che è la storia del partito? Cioè non pensa che altri elettori siano un po', come dire, destabilizzati a sentir dibattere in maniera così approfondita su queste tematiche che negli anni 90 erano prerogativa di un movimento secessionista come la Lega Nord, insomma? Beh, negli anni 90 sono passati anche parecchi anni e secondo me è bene la discussione. Quello dell'autonomia e del federalismo è un tema di sinistra. Il problema è che si vogliono spendere 46 milioni per fare delle primarie a favore di Marroni. Sono contrario al federalismo. Sì? No. Non è un tema di sinistra. Prego? Non è un tema di sinistra, non è una cosa che sta a sinistra. No, secondo me no. Secondo il mio punto di vista no, il federalismo per me non potrebbe andare bene. Lei dice di sinistra, sì, però insomma forse l'elettore medio non lo riconosce così come un tema così caro alla sinistra italiana. Beh, forse non sarà storicamente caro, però io credo che se una regione ha un bilancio a posto, diciamo come Regione Lombardia o comunque come la maggior parte delle regioni del nord, si può anche discutere di un federalismo differenziato. Quindi a mio modo di vedere valorizzare i territori è di sinistra. Martina Soli, mi ricordo ancora, addirittura aveva ipotizzato che il partito, allora era il Partito Popolare, ma qualsiasi partito, avesse un partito al nord, diverso da quel partito di Roma. Quindi parliamo di 25 anni fa. Quindi io su questi argomenti... Secondo lei quindi l'elettore non va in cortocircuito a sentir parlare all'interno del Partito Democratico? Bisogna parlarli seriamente e non far credere autonomie che poi non si realizzano o in forme che non si realizzano. Impostato bene si può rispondere. Lei crede sia di sinistra parlare di autonomia, di federalismo? Direi di no, ma dipende sempre come sarà spiegato e quindi valuterò dopo, quando l'avrà spiegato. Direi proprio di no, non è di sinistra. Giorgio Gori, grazie di essere venuto. Nonostante i numerosi impegni a sostenere Stefania Bonaldi a risindaco di Crema. Io credo che sia un tema sul quale si debba ragionare senza pregiudiziali ideologiche. Giorgio Gori è una persona che ha dimostrato nella sua vita di ragionare con questa logica e quindi penso che sia una voce autorevole da ascoltare. Io Gori lo vedrei molto bene come Presidente della Regione Lombardia. Io ho detto che il mio candidato è un altro. Perché penso che Maurizio Martina potrebbe bene fare come ha fatto ottimamente il Ministro dell'Agricoltura, così potrebbe fare ottimamente il Presidente della Regione. Se Maurizio deciderà di fare altre cose, io ho dato disponibilità a ragionare su questo eventuale impegno, ma non è la mia prospettiva primaria.